Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Vi ricordo che siamo come sempre in diretta dai nostri studi. Vado a presentarvi subito gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio quest'oggi, anzi le ospiti, sono due signore, ve le presento subito. Comincio dalla mia destra, la dottoressa Chiropita Curti. Lei è un medico geriatra nutrizionista, grazie di essere qua. E alla mia estrema destra saluto e ringrazio la dottoressa Angela Funaro, psicologa, psicoterapeuta. Allora, tra pochi giorni verrà celebrata la giornata nazionale, esattamente il 15 di questo mese, verrà celebrata la giornata nazionale definita del fiocchetto lilla, no? Perché è dedicata alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia, bulimia, adesso lo sentiremo dalla voce delle nostre esperte nei particolari quali sono proprio le patologie che rientrano in questo comportamento anomalo, no? Cioè che tipo di problema noi più di un anno fa abbiamo anche trattato, ma oggi ci approcciamo diversamente a questa tematica, affrontando altri aspetti che non abbiamo affrontato nella scorsa edizione. Allora, cosa intendiamo per disturbi del comportamento alimentare? Allora, i disturbi alimentari, come dice il termine, sono un disturbo della condotta alimentare che si possono manifestare con diciamo, varie espressioni di comportamento, quindi una forma restrittiva che caratterizza l'anoressia e quindi la riduzione dell'introito calorico con lo scopo chiaramente di perdere peso, mentre invece ci sono altre condotte che hanno sempre lo stesso scopo, quello di controllare il cibo e quindi l'introduzione di cibo, però non sono di tipo restrittivo ma di tipo compensatorio, nel senso che vengono precedute da abbuffate e poi compensate da atteggiamenti compensatori che possono essere il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, l'esercizio fisico ad alto impatto. Il problema è esiste una classificazione che chiaramente viene codificata dal DSM-5, che è il manuale, no, delle patologie psichiatriche, quindi questo fa già capire che alla base c'è un disturbo psichico e questo va assolutamente dichiarato, ma noi clinici o comunque gli operatori di settore sappiamo bene che la classificazione netta tra le patologie non esiste, esiste la persona, quindi questa persona che nel corso della sua vita può avere comportamenti non idonei e quindi un disturbo della condotta alimentare di tipo restrittivo, poi compensatorio, a secondo delle fasi della vita. Questo chiaramente per me che sono un internista ha un significato di complicanza metabolica, queste persone compromettono seriamente il loro stato di salute, gli deve essere insegnato. Gli esperti di settore, psicologi, in particolare psichiatri, sanno bene che se non va trattata adeguatamente la patologia si cronicizza. Certo. E questo ci porta a pensare anche all'importanza, no, di fare una diagnosi tempestiva e soprattutto di procedere poi alle cure in maniera tempestiva, proprio perché, come abbiamo sentito, vengono interessati gli organi, altri organi del corpo umano, per cui insomma è importante, e questo ci fa capire quanto sia importante agire in maniera tempestiva, no? Assolutamente. Il nostro organismo fa tutto a nostro vantaggio, nel senso che quando una persona ha un atteggiamento scorretto dal punto di vista alimentare, quindi patologico, perché è patologico, l'organismo, se un atteggiamento si trova di fronte, il nostro organismo, quindi intendiamo cellule, ormoni, no? Tutto ciò che ci governa,
Se si trova di fronte a un atteggiamento restrittivo, quindi la classica ragazzina anoressica, cerca di tagliare il dispendio energetico e le risorse, insomma, così biochimiche negli organi che non sono vitali. Infatti uno dei primi sintomi che loro manifestano è proprio l'amenorrea, la perdita del ciclo, poi la caduta di capelli, l'alterazione, diciamo, la carenza vitaminica. Voglio dire, gli organi piano piano, con l'aggravarsi della perdita di peso, compromettono la loro funzione. Quindi un occhio esperto e un competente di settore si accorge subito, a parte che, come dirà poi anche la mia collega, è importante anche saper intervistare questi piccoli pazienti, o comunque piccoli poi è relativo, perché in realtà tutte le fasi subito, sono perché io interessanti. leggevo, no, che sono, anzi mi ero anche presa qualche appunto, perché insomma quando si parla di numeri è sempre meglio e bene essere precisi. Leggevo che secondo alcune stime ufficiali il 95%, adesso poi voi mi direte se ho letto bene, no? Il 95% delle persone colpite da questo tipo di disturbi, quindi disturbi alimentari, sono donne. Questo me lo confermate? Sì. Ecco. Pensate, per quanto riguarda la bulimia, che è questo appunto mangiare in maniera sbodata, no? Ogni anno si registrano, per ogni 100.000 persone si registrano ogni anno 12 nuovi casi, sempre tra le donne, mentre soltanto lo 0,8% dei casi si registra tra gli uomini. Quindi possiamo dire che in questo caso si parla di una malattia al femminile e che colpisce, cioè si sta abbassando l'età di insorgenza, no? Si sta abbassando l'età di insorgenza, perché parliamo già dai 6 anni in poi addirittura. Quindi proprio bambine. Tant'è che nel DSM-5, che è il nostro manuale diagnostico dei disturbi mentali, essendo i disturbi alimentari appunto una patologia psichiatrica, adesso sono definiti disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, proprio per sottolineare questo aspetto ad insorgenza abbastanza precoce, che riguarda sia i bambini, gli adolescenti e gli adulti. E per quanto quella cosa che dicevate prima, che interessa di meno gli uomini, c'è una diagnosi specifica per quanto riguarda gli uomini, che è la virgoressia. Lo vorrei sottolineare perché riguarda proprio quegli uomini che come dire, fanno molta attività fisica, palestri, integratori, che hanno sempre un problema sulla propria immagine corporea e quindi sull'accettazione di sé, e che si manifesta proprio con questa specificità. Quindi diciamo che bisogna fare una corretta diagnosi proprio in questo panorama, perché per porre diagnosi proprio di disturbi alimentari ci sono dei criteri ben specifici, che erano quelli che diceva anche la dottoressa Curti. Certo, perché a me viene da pensare, no, soprattutto tra le bambine, no? Molte volte insomma si sente spesso dire, no, la piccolina non mangia abbastanza secondo la mamma, può essere magari un comportamento momentaneo, no? Sì, quindi, perfetto. Sì, infatti è così, cioè, per quanto riguarda i bambini può essere anche una difficoltà del momento, no? Che ne so, un problema a scuola, un problema in famiglia. Sappiamo che i bambini reagiscono, no, con questi tipi di comportamenti. Chiaramente poi bisogna stare attenti agli altri segnali, per esempio una bambina che comincia a mangiare alcuni cibi ed altri no, se comincia a fare per esempio un'attività fisica eccessiva. Allora sono tutti segnali che in qualche modo ben letti ti portano a capire se, perché tra l'altro l'intervento precoce è molto importante per la riuscita della cura, perché noi abbiamo visto nei nostri pazienti che quando non si riesce a fare una diagnosi in tempo e si cronicizza il disturbo, noi abbiamo, tenga conto, il 20% delle pazienti che rimangono pazienti croniche, non guariscono. Quindi è fondamentale la diagnosi e anche, come dire, saperla fare in tempo. Certo. E poi c'è da dire un'altra cosa, l'altro aspetto importante è anche lavorare bene insieme, perché come diceva la dottoressa Curti prima, c'è necessità dell'intervento dell'internista. Sì, perché sottolineiamolo bene, no? Prima giustamente la dottoressa Curti diceva alla base c'è un disturbo
come possiamo dire? Psichico, Psichico. no? Spesso questa parola fa paura, no? Nelle persone, e io credo anche, non so se voi mi date conferma di questo, che molte volte si tarda proprio a rivolgersi al medico specialista perché c'è una sorta di pregiudizio, no? Da parte delle persone interessate, perché magari molte persone lo capiscono da sé che c'è qualcosa che non va, però si ha questa sorta di timore a rivolgersi soprattutto a quel tipo di specialista, ed è in primis, se no in prima battuta andrebbe inquadrato, no, dottoressa Funaro, da questo punto di vista. Poi essendo interessati, insomma tutti abbiamo visto... La domanda è molto interessante che mi ha fatto, perché vorrei dire due cose importantissime. E intanto io ricordo anche una cosa, dottoressa, ai nostri telespettatori, che il telefono è aperto, quindi su questo argomento, se avete voglia, se avete necessità di porre qualche domanda alle nostre professioniste, lo potete fare digitando il numerino che vedete in sovraimpressione e noi siamo qui apposta. Prego. La domanda è molto importante perché normalmente i genitori si colpevolizzano molto quando hanno dei figli che non mangiano, quindi c'è sia un problema di senso di colpa ma anche di vergogna, proprio perché siccome è una malattia, ripeto, di tipo psichiatrico, cioè le persone fanno fatica a pensare che è un disturbo strutturato, per cui si perde tempo in questo. Ecco perché è importante, ripeto, le due variabili sono o il senso di colpa o la vergogna. Però posso dire anche una cosa, io mi immagino, no? Che magari una mamma o un papà che purtroppo si trovano a dover fronteggiare questa situazione, adesso facciamo l'esempio di una figliola, insomma, adolescente, purtroppo ne sentiamo tanti di casi, no? Che magari trovano anche, riscontrano l'ostinazione da parte della ragazza, in questo caso, a farsi aiutare. Capita anche questo, no? Capita abbastanza spesso, perché questo disturbo è un disturbo che ha un suo significato e un suo perché, cioè, come dire, ha una sorta di, non mi viene il termine, cioè di una situazione positiva per la paziente che ha questo sintomo, perché gli serve per controllare il contesto. Lei sta bene, la paziente lei sta bene e non ha bene, nessuna intenzione di andare, come dire, di portare il problema a un curante per farsi aiutare. Infatti proprio il lavoro di difficoltà iniziale con queste pazienti è proprio quello di motivarla alla cura, cioè di farle capire che non si devono sentire in colpa, che è un problema importante di salute e che bisogna intervenire. Sì, e questo devo dire proprio agganciandomi alla dottoressa Funaro, ad Angela, ed è per questo che è importante lavorare in gruppo, in equipe. Almeno, diciamo, il duo deve essere costituito da uno psicologo, psicoterapeuta e da un internista metabolico, come mi piace definire la mia figura professionale, cioè un esperto di metabolismo, perché ci si imbrica. E quindi, siccome spesso capita che il paziente o i familiari comunque rifiutano il colloquio con lo psicologo, l'internista esperto, diciamo, riesce comunque ad entrare un po' nella psiche di questo, diciamo che anche soggetto. Voi, in questo senso, un po' tutti i clinici in generale, no? Insomma, devono anche essere un po' psicologi, no? Sì, diciamo spesso che... c'è magari a chi riesce meglio, a chi riesce un po' meno bene, no? Certo. Però insomma poi vabbè, lo specifico è lo specifico, però in genere è anche l'esperienza, no? È anche come... l'esperienza, diciamo, fa tantissimo, è fondamentale, perché, e questa è veramente una bella osservazione, l'esperienza porta a capire già dall'approccio del paziente come dobbiamo modularci. Il paziente, che come dicevamo prima può avere varietà, dai 6 anni diciamo anche all'età geriatrica, io sono geriatra, sì. E quindi a secondo, diciamo, dell'approccio che il paziente ha con noi, bisogna avere la capacità di entrare nella sua fiducia, di agganciarlo psichicamente, perché altrimenti non si fa aiutare. Quindi se non c'è poi la collaborazione da parte del paziente, qualsiasi suggerimento terapeutico di ogni natura, psicologica, farmacologica, nutrizionale, non sortisce nessun effetto, ovviamente. Certo, dobbiamo anche dire, anche ricollegandoci un po' a quello che diceva la dottoressa Funaro, il peso spesso non è un marcatore, no? Voglio dire, un marcatore clinico imprescindibile. Infatti non lo è, noi infatti oggi parliamo anche di disturbi alimentari sotto soglia.
Cioè, anche persone normopese, sì, per anche dire, persone no? normopese che sono, diciamo, quelle non diagnosticate. Certo. Magari uno inizia con una dieta, la situazione le sfugge di mano, poi non dimagrisce in maniera eclatante a tal punto che conferma quei criteri che servono per la diagnosi, però già è entrata in una sorta di corridoio, diciamo, di alert, e che può essere l'inizio dell'esordio della malattia. Certo, quindi questa cosa della perdita di peso è da tenere molto in considerazione. Certo. Allora, abbiamo detto prima che si parte da questa base di un disturbo psichico, però qui dico questo perché arriviamo all'importanza, no, di un team multidisciplinare, che se ne sente sempre parlare, ma è importante rimarcarlo e sottolinearlo, perché tante figure, tanti professionisti sono non utili, utilissimi in questi casi, no? Perché in genere da quali figure professionali deve essere formato questo team che prende in carica il paziente in questo caso, no? Certo, l'ideale, diciamo, se dobbiamo parlare con gli standard ideali, oltre al medico internista, lo psicologo, psicoterapeuta, poi ci vuole l'educatore professionale, parliamo di centri, no, che si debbono occupare di questo, il fisioterapista, e poi gli specialisti diciamo di settore, nel senso il ginecologo, il pediatra, naturalmente il neuropsichiatra infantile, quindi lo psichiatra stesso, cioè la base, come dicevo, di questo duo deve essere comunque corredata da altre figure professionali. Per esempio a me capita nella pratica clinica di rivolgermi spesso anche a ginecologi, perché sono ragazzine con la perdita del ciclo, quindi con la menorrea, e insieme lavoriamo per portare, diciamo, questo endometrio allo spessore tale da poter poi avere un ciclo indotto naturalmente, ma così lo stesso, insomma, con lo psichiatra, il neuropsichiatra, insomma, certo, è fondamentale. Ogni caso è una storia a sé. Sì, assolutamente, cioè questo è fondamentale. Però insomma bisogna avere, no, tutto a portata di mano, e quindi creare questo team pronto. Io credo che no, continui. Io credo che ne parlavo, ci pensavo proprio prima quando nella nostra riunione, diciamo, parlavo di questo accordo Stato-Regioni del 2016, che in realtà quindi è da tantissimo tempo che si pone l'attenzione sulla necessità di creare dei percorsi di cura diciamo in qualche modo visibili, no? per questi soggetti. Quindi c'è questo interesse nazionale delle figure professionali e insomma di tutti gli operatori di settore, però non ci dobbiamo dimenticare che sono delle raccomandazioni. Quando poi ci approcciamo ai pazienti, il paziente, come no, assolutamente ci vuole come dire, un substrato clinico internistico, perché il paziente ha una variabilità fenotipica, cioè un'espressione di sintomi, di patologie che sono la sua storia clinica, che parte già dalla genetica diciamo, e che segue poi diciamo, la storia del paziente attraverso il vissuto, perché questi disturbi psichici nascono poi e si evidenziano e vengono in qualche modo slatentizzati da vissuti particolari, ecco, come il bullismo nelle scuole. Non è poi un caso, no? Se spesso il periodo di insorgenza di questa età, abbiamo visto, sentito, si è abbassata tantissimo la soglia dell'età, sempre più bambine, però l'adolescenza rimane sempre, no? Il periodo dell'adolescenza, dottoressa Funaro. L'adolescenza, diciamo, è il periodo topico per l'esordio, sì, però esatto. Per esempio c'è un gruppo di ricerca di Padova che è un elemento che abbiamo anche trovato noi nell'anamnesi delle nostre pazienti. Io ogni tanto con la dottoressa Curti questo ne discutiamo, bambine nate prematuramente o situazioni al parto con difficoltà legate al parto, come dire, hanno più probabilità poi durante l'adolescenza di slatentizzare, come dire, avere un disturbo alimentare. Questo è uno studio interessante. Questo no? è uno studio interessante, ed è anche interessante per esempio la condizione emotiva della mamma sia durante la gravidanza che poi al parto, e anche se la mamma durante la gravidanza ha avuto lutti.
è un altro di quelle situazioni che predisponente. Noi parliamo di fattori predisponenti, quindi di una vulnerabilità legata proprio diciamo, al concepimento, comunque della condizione ottimale durante la gravidanza, che predispone a questo tipo di disturbi. Ma le donne, secondo la vostra esperienza, adesso vabbè, un po' una cosa, ma perché vengono colpite di più? Cioè un fatto di sensibilità, allora, no, un fatto ormonale, è anche legato, fatto... diciamo che c'è anche un aspetto culturale, da che mondo è mondo le donne, come dire, l'aspetto fisico per le donne è sempre stato molto più importante che degli uomini. Dopodiché in adolescenza una ragazzina, quando incominciano ad avere, come dire, il rapporto col suo corpo, comincia a confrontarsi con i coetanei, ha la necessità, il corpo è il nostro primo, diciamo, biglietto da visita nella relazione con gli altri, che costruisce l'identità, ma che costruisce anche l'essere accettati, l'essere bella, l'essere, come dire, con un'alta autostima. Infatti in queste ragazzine noi troviamo due elementi importanti, che sono la bassa autostima di sé e questo non accettare il proprio corpo, che comincia ad essere manipolato appunto attraverso il cibo e quindi le diete. Ecco perché le donne di più, anche se ripeto non lo dicono, ma l'aspetto, diciamo, maschile, con la virgoressia, con tutto quello che accade nel mondo delle palestre, si manifesta diversamente, ma sempre legato, diciamo che il fattore più importante è questo, non accettare la propria immagine di sé. Si sa anche spesso un'immagine distorta, no, del proprio corpo. Sì, esattamente, cioè come dire, vedere il proprio corpo con questa distorsione dell'immagine corporea, che tra l'altro è soggetta ai nostri vissuti, l'immagine corporea. Certo. Cioè io oggi mi sento bellissima perché la giornata è stata splendida, domani l'idea che io ho di me può cambiare anche rispetto al vissuto e all'esperienza di quel giorno. Quindi abbiamo a che fare con qualcosa di molto, come dire, cangiante, e che però in una psiche in qualche modo in crescita e vulnerabile può portare a questa situazione. Spesso si osservano anche e si assiste anche a dei fenomeni diversi, no? Ci capita, penso che capita un po' a tutti noi, di vedere ragazze che pur di piacere, di piacersi, ecco, magari partono con un'estrema cura verso il proprio corpo fino ad arrivare ad uno stato di patologia, a ragazze, anche adolescenti molto giovani, che proprio per i motivi che abbiamo appena sentito dovrebbero tenerci tanto, no? All'aspetto invece che si lasciano andare, no? Esatto. Questo aspetto qui riguarda più, secondo me, l'umore. Questa cosa che diceva lei riguarda più l'umore, cioè ragazzi che si lasciano andare, bisogna capire se di fondo c'è anche per esempio una depressione, cioè non volersi occupare di sé o comunque del proprio aspetto perché migliora l'autostima. Noi sappiamo che la bassa autostima correla con aspetti depressivi. Certo. Okay. Solo, ma poi non ci dimentichiamo di inserire tutto quello che diciamo nel contesto della società, cioè ed è vero, questa, diciamo, questa divisione un po' antitetica, no? Tra le ragazzine che cercano la perfezione, quindi diciamo modello, fotomodella, rispetto ad altre che invece sono, ahimè, diciamo, francamente obese, anche i ragazzini. Il problema è che c'è quelle che noi chiamiamo dipendenze, cioè la food addiction, l'internet addiction, cioè loro praticamente entrano in un mondo che un po' li stordisce, e quindi questo continuo uso del cellulare, questo diciamo piacere del cibo che loro ricercano, che in qualche modo copre questa situazione di bassa autostima e quindi che spinge poi verso una forma di depressione. Non si sentono mai adeguati, però non li porta una sorta di consolazione, ma a parte questo non li porta, diciamo, ad uscire da questa bolla da cui praticamente si sentono in qualche modo protetti. E non dimentichiamoci che comunque un ragazzino obeso che ha iniziato a diventare obeso in età prescolare è un ragazzino con una patologia, per cui chiedere a un ragazzo di 15-16 anni, ragazza di 15-16 anni, di dimagrire soltanto cambiando stile di vita, senza andare a indagare nel sottostante, diciamo, metabolismo, che cosa è che gli impedisce di dimagrire più velocemente rispetto ai loro coetanei, e chiedergli davvero tanto. Dobbiamo orientarci come, diciamo, con un approccio verso la patologia.
Assolutamente, diciamo che non è un'impresa facile, no? Diciamocelo pure, perché qua poi entrano in gioco tanti altri aspetti e tante altre figure. Diceva voi ripetere, sì, dobbiamo ripetere perché effettivamente è importante, no? Perché il bambino vede il pediatra interagisce con la famiglia interagisce con la scuola, cioè tutto poi un sistema. No? Esatto, noi quando prendiamo in cura i ragazzi diciamo, è imprescindibile fare una valutazione diciamo, ematochimica se non altro, dove spesso nell'obesità, diciamo, quindi parliamo di disturbi alimentari e della nutrizione che si correlano a un aumento, a una nutrizione per eccesso. In una altissima percentuale vi è un'insulinoresistenza, quindi l'insulinoresistenza abbinata spesso a una sarcopenia, a una riduzione della massa magra, quindi non dimentichiamoci, un piano alimentare restrittivo riduce il metabolismo, per cui come facciamo, diciamo, a pretendere un dimagrimento in questi soggetti se noi in un metabolismo già basso cerchiamo di indurre una riduzione del metabolismo? Bisogna correggere il difetto sottostante che è l'insulinoresistenza, quindi utilizzare anche nutraceutici, farmaci che riescono a far entrare questo zucchero nella cellula, a farlo utilizzare come carburante e quindi cominciare a mettere in moto il metabolismo e coprire le carenze diciamo vitaminiche come la vitamina D che invito a dosare diciamo a tutti. Partiamo da qui dottoressa poi, perché adesso c'è un po' di pubblicità per noi, poca, ci vediamo tra pochissimo e ripartiamo da dove ci siamo interrotti, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci qua, ben ritornati, siamo in diretta dai nostri studi, stiamo parlando in occasione dell'avvicinarsi della giornata nazionale definita del fiocchetto lilla, dedicata alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Stiamo proprio parlando di questo, stiamo facendo un po' il punto della situazione insieme alla dottoressa Achiropita Curti, che è un medico geriatra nutrizionista, e alla dottoressa Angela Funaro, che è una psicologa psicoterapeuta. Allora, noi ci eravamo interrotti dalla... Sì, sull'aspetto fenotipico. Sì, perché io dico che poi, giusto per ricordare, abbiamo preso un po' il discorso delle terapie che sono importanti, abbiamo sentito quanto sia importante fare una diagnosi precoce, affrontare subito il problema, intanto fare la diagnosi giusta, certo, corretta, sì. E in maniera tempestiva, e poi iniziare questo percorso di cura, che è un percorso che abbiamo detto vede implicate più figure professionali, no? Assolutamente sì, ecco. È fondamentale. E ci sono vari tipi poi di aiuti, chiamiamoli così, certo, nella terapia. Sì, è fondamentale capire questo, che ci troviamo di fronte a una patologia che si può esprimere con le due facce della malnutrizione, quindi per difetto, si perde peso oltre il limite consentito per non perdere. Si parla di anoressia. Okay. E con una malnutrizione per eccesso, quindi con una massa grassa superiore al limite consentito nel senso che si perde salute quando si va oltre questi limiti. Ma questa è la, diciamo, di marcazione netta. I limiti, lo ricordiamo dottoressa, le altre patologie gravi che possono insorgere sono il diabete, no? Assolutamente. Uno su tutti. L'obesità è come, per fare capire bene, a me piace spesso utilizzare un linguaggio metaforico, chi ci ascolta è come la corolla di un fiore, però un fiore velenoso, dove al centro c'è questa, appunto, l'obesità, in particolare la disposizione del grasso sull'addome, e poi tutti i petali sono le condizioni cliniche, questo cluster come si dice in termini inglesi, di condizioni cliniche che a corolla appunto corredono, diciamo, questa patologia che è l'obesità, quindi diabete, ipertensione, colesterolo, trigliceridi, il basso HDL, la perdita di proteine dell'urina, insomma purtroppo la neoplasia perché voglio dire i tumori, diciamo,
in qualche modo si innescano su questo aumento di insulina che è una caratteristica spesso del paziente obeso, quindi l'incapacità, diciamo, di utilizzare lo zucchero come carburante e la necessità del pancreas di produrre più insulina. Quindi ci troviamo di fronte a queste condizioni metaboliche, il paziente che chiede un aiuto. In caso di eccesso di alimentazione, di nutrizione o in caso di difetto, comunque l'organismo ne risente in maniera abbastanza e spesso le due patologie, malnutrizione per difetto, quindi perdita in particolare di massa magra, e l'eccesso di grasso coesistono. Si parla di sarcobesità, sarcos in greco vuol dire carne, quindi un paziente estremamente obeso che però ha anche pochissima massa magra. Massa magra è la massa proteica, minerale, l'acqua, lo zucchero che si trova nel muscolo, l'osso, quindi tutto questo costituisce il magro. Questi sono i pazienti più difficili da curare, per cui io direi che quando si parla di nutrizione, diciamo non io naturalmente, ma la scienza lo dice, noi ci facciamo portavoce solo di quello che dice la scienza, e diciamo quando si parla di nutrizione non bisogna pensare a identificare questa parola con la dieta. La nutrizione prevede, diciamo, una conoscenza clinica dove la dieta può essere una delle terapie. La nutrizione è un campo veramente enorme, complesso, quindi è giusto farsi consigliare dagli esperti del settore, no? Sì. Perché è vero, io sono d'accordo con lei, no? Quando si sente la parola dieta, la gente in generale è portata a pensare ad una situazione un po' insomma di privazione, che porta alla privazione, che porta al sacrificio, che comporta rinunce, no? In realtà sappiamo, lo diciamo spesso, lo continueremo a dire, vuol dire soltanto, ecco, nutrirsi in maniera corretta, ecco, che magari senza vietarsi nulla, ma soltanto sapendo dosare bene gli alimenti, no? Allora, dottoressa Funaro, questa bella giornata che noi vogliamo, siamo qui appunto oggi perché mancano veramente pochi giorni ed è importante che si celebri, no? È importante perché l'iniziativa è stata di un papà che ha avuto sua figlia, una giovane donna che soffriva di bulimia, che poi è morta. Lui non ha voluto lasciare cadere questo aspetto ed hanno costituito appunto questa giornata nazionale, che poi è giorno 11 maggio, 15 marzo. Sì, da non confondere, dottoressa, perché lei me lo diceva, con la giornata mondiale che è il 2 giugno. Quindi è un momento importante perché è un momento di sensibilizzazione, no? Si pone l'accento su un problema che spesso uno ha difficoltà, come dicevo prima, o per senso di colpo, per vergogna, di rivolgersi sia a degli specialisti sia di poterne parlare, perché spesso i genitori si colpevolizzano. Posso fare una domanda? Un attimo, poi ripartiamo subito da qua. Secondo la vostra esperienza, ormai voi siete tanti anni, no? Sono tanti anni che vi occupate di questo, quindi insomma io lo so che avete maturato parecchia esperienza. In questa fascia d'età, soprattutto nell'età adolescenziale, quali sono, quindi insomma, soprattutto la dottoressa Funaro, magari la dottoressa Curti pure in maniera diversa, però l'approccio a livello psicologico è vostro compito. Quali sono le motivazioni che spesso vi sentite raccontare da queste giovani donne che sono afflitte dal problema? Veramente quando arrivano da noi non è che ci dicono le motivazioni, arrivano con questa modalità molto rigida, tutta centrata su una dieta, tutta centrata sul controllo del cibo per quanto riguarda l'anoressia. E spesso nelle bulimiche, se non fai un'indagine molto approfondita, è difficile che ad una prima visita, quando vengono per un problema, ti dicono che vomitano, perché è un altro di quegli aspetti di cui si vergognano. Certo. Poi c'è anche un altro aspetto importante, spesso si passa dall'anoressia alla bulimia e dalla bulimia all'anoressia. In questo quadro molto, diciamo... Come se coesistessero le due... Sì, come dire, un continuum. Prima le diagnosi non conoscevamo questo aspetto, erano abbastanza delimitato, invece con il DSM-5 tutto questo è un continuum dove si può passare da un momento all'altro della patologia.
E quello che dicevo prima, loro non hanno nessuna intenzione, come dire, il sintomo gli serve a uno scopo, o come regolatore emotivo, soprattutto per quanto riguarda la bulimia, oppure come controllo per quanto riguarda l'anoressia, cioè le anoressiche attraverso il controllo del cibo controllano le loro emozioni, perché ne hanno paura, perché sono delle alessitemiche, nel senso che le anoressiche non hanno consapevolezza delle proprie emozioni. Allora attraverso il cibo esprimono il loro sentire, quindi hanno paura del confronto con le altre ragazze, hanno paura delle relazioni con i pari, quindi l'ambito della nutrizione diventa lo scenario dove loro si giocano tutto, si giocano il rapporto con i genitori, la loro positività, il loro aspetto, cioè diventa una ruminazione mentale. Che percentuale di successi, no, riscontrate durante il vostro lavoro? I successi sono legati soprattutto all'intercettazione precoce. A me è capitato, mi ricordo che la mia collega qui è rimasta sconvolta un giorno quando purtroppo mi trovavo in ospedale. Lei mi ha chiamato e ha detto: vieni a vedere una paziente in ospedale perché io sono entrata e ricordo questa ragazza, ne ho incrociato lo sguardo, a parte vederla fisicamente che era veramente in una magrezza patologica, quindi era insomma, quasi scheletrica. Io chiaramente ho fatto la mia visita, poi sono uscita di là, ho detto: Angela, questa ragazza purtroppo non ce la farà. E lei mi ha detto, è rimasta, ha detto: come fai a dire una cosa del genere? Ho detto: vedrai, ho detto: come non ci proviamo? Ho detto: non possiamo provarci più del giusto perché esiste un punto di non ritorno. Ed è qua che ci vuole la clinica e gli specialisti, sono necessari gli specialisti di settore. Quando l'organismo perde più del 60-70% della massa magra è un organismo anergico, non è capace più di adattarsi biologicamente, e se questo non si conosce si aiutano a morire questi pazienti prima del giusto. Non sono più capaci di adattarsi a una febbre. Quindi in questo caso avete tirato i remi in barca? Sì, abbiamo tirato i remi in barca, abbiamo soltanto cercato di equilibrare quello che si doveva fare, come era giusto secondo proprio i dettami della scienza, riequilibrare l'equilibrio idroelettrolitico, anche perché, questo mi rivolgo soprattutto a chi ci ascolta e magari si vuole interessare o è interessato perché è appunto genitore, familiare di una persona malata, o è un professionista che si vuole approcciare. È necessario seguire una scuola di formazione corretta, ma a parte questo non ci dimentichiamo che, come insegnano gli psicologi, queste personalità sono delle manipolatrici, quindi, e questo accade già dalle prime fasi della patologia, per cui quando loro assicurano di mangiare o comunque cercano di rassicurare e sedurre, l'esperienza insegna subito ad individuare quali sono i loro limiti. C'è una comorbidità dei disturbi alimentari con altre patologie psichiatriche. Prima citavo la depressione e i disturbi d'ansia, ma anche con i disturbi di personalità. Per esempio è molto frequente riscontrare un disturbo ossessivo compulsivo, un disturbo borderline di personalità. Non dimentichiamoci che per quanto riguarda la bulimia c'è un aspetto che riguarda la traumatizzazione, specialmente gli abusi che nella storia di queste pazienti noi riscontriamo. Quando ci sono più elementi, perché la patologia è multifattoriale, cioè ci sono più fattori che ne predispongono sia l'insorgenza. In questo caso, dottoressa Foal, dove voi psicologi andate ad agire sulla motivazione che ha portato è un lavoro, noi lo chiamiamo, come dire, è un lavoro in progress e dipende dal momento psicologico del paziente. Cioè, intanto prima c'è bisogno di un'alleanza terapeutica, perché come dicevo prima c'è proprio un'opposizione della paziente alla cura. Quindi se prima non si lavora sulla far capire alla paziente che è necessario un lavoro per uscire da quel tunnel, non si va da nessuna parte. Fatta questa prima fase, che ha una sua durata e anche un bel combattimento, quando finalmente si entra nel rapporto, non si risolve in pochi giorni, no, questa per fase, niente, ecco. no,
no. Si usano poi tanti strumenti, sia per la diagnosi che per... bisogna avere anche tanti, come io dico, tanti strumenti nella cassetta degli attrezzi di uno psicoterapeuta, perché bisogna lavorare su più fronti. Quindi, come dire, l'aspetto degli eventi di vita, mi riferisco ai traumi, situazioni di questo genere, nelle relazioni familiari, nelle relazioni disfunzionali e non ultimo sulla regolazione delle emozioni, insegnare a questi pazienti un modo diverso che non di regolarle col cibo. Tutto questo non avviene in maniera così lineare, fai dei passi avanti, poi torni indietro, poi devi lavorare su altre cose. Cioè, e poi immagino anche che nel caso in cui sia una giovane donna, in questo facciamo l'esempio, vengano coinvolti anche i familiari, no? Perché ci immaginiamo che i familiari siano, insomma, le persone che si interfacciano quotidianamente. La presenza dei familiari è molto importante quando lavoriamo con gli adolescenti, già con donne adulte, certo. Non sempre la famiglia è indispensabile. Quando però lavoriamo con gli adolescenti, coinvolgere la famiglia è proprio, come dire, è fondamentale, certo. No? Anche perché la modalità comunicativa di queste famiglie spesso è disqualifica, cioè, come dire, c'è un aspetto dei partner familiari di queste famiglie che va molto sul criticismo. Ecco, se devo usare un termine è proprio questo, cioè sono persone che tendono a criticarsi tra di loro. In adolescenza questo aspetto diventa identitario, quindi queste ragazze, se la famiglia non lavora su un modo diverso di etichettarsi e di identificarsi, questa cosa mantiene il sintomo. Infatti, a completamento della domanda di prima, sì. C'è l'incidenza dei successi, a parte la capacità di intercettarli presto e quindi la possibilità più che capacità, è fondamentale avere supporto informale, quello che noi chiamiamo informale, quindi la collaborazione, diciamo, dei familiari, dove spesso però esistono delle situazioni, insomma, già abbastanza, diciamo, certo. Sofferenti. No, io, insomma, voglio battere anche su questo perché come dire, immaginiamo, lo dicevamo prima, il momento in cui si fa questa diagnosi e anche la famiglia, no? Cerca conforto, cerca qualcuno che li orienti sul da farsi, che gli consigli una struttura che accolga loro e li segua in tutto questo percorso che abbiamo sentito, essendo un percorso lungo che non si risolve in pochi giorni, per cui insomma spesso abbiamo delle difficoltà. Ora io non voglio entrare proprio nel merito perché ci vorrebbe un'altra puntata a parte, no? Invece la nostra volge al termine, però perché ci immaginiamo in prima battuta è il medico curante, no? Che comincia ad essere investito del problema. Sì. Ecco, voi vi sentite, avete questo canale di comunicazione? Allora, com'è, insomma? No, secondo me è diciamo, un settore su cui si deve lavorare molto. Ancora lavorare. Si deve lavorare molto, sì. Diciamo che adesso non viviamo anche un'epoca, diciamo, politica della nostra regione molto, molto felice, per cui che si inizi. Però si deve iniziare, certo, bisogna, ecco. ma soprattutto non demordere, dottoressa. Io personalmente nel mio curriculum ho iniziato a occuparmi, diciamo, di questa problematica dal 2004-2005 in occasione proprio di una ragazza, mi ricordo, lavoravo in medicina interna a Castrovillari, venne ricoverata questa ragazza dall'alberghiero e poi purtroppo è mancata. Io da allora praticamente ho fatto mia questa missione. Sono quelle esperienze che segnano, ti formano moltissimo e già allora, ecco, mi sono fatta questa domanda che lei sta facendo ora: ma perché non è stata intercettata prima? Perché nessuno si è resa conto che questa ragazza si stava cannabilizzando da sola? E quindi c'è questa come dire, cecità, diciamo, della società, voluta anche perché non esistono delle strutture al momento dove veicolare questi pazienti. Che a livello regionale qualcosina in Calabria non esistono ancora questo tipo di strutture, ma in altre zone d'Italia ci sono e insomma noi dobbiamo, noi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, però insomma cominciamo a parlarne e da un punto si dovrà pur partire, perché voi so che vi date tanto da fare, magari sicuramente nelle altre città
di tutta la Calabria ci sarà sicuramente qualche altro professionista che si adopererà per questo, e ci sono poi le associazioni, e meno male che ci sono, che insomma aiutano tanto. E in questa giornata, che è la giornata del fiocchetto lilla del 15 marzo, dottoressa Funaro, è una giornata, stavamo dicendo, in cui bisogna fare un po' il punto della situazione, riordinare, soprattutto sollecitare, soprattutto informare. Sollecitare, quindi vi ringraziamo di questo invito, perché siete sempre attenti, devo dire. Dobbiamo informare, dobbiamo sensibilizzare a tutti i livelli, i curanti, la politica, a fare in modo che ci siano delle risposte rispetto a delle problematiche così complesse, che non possono essere lasciate così, come dire, senza gli strumenti giusti per poterne affrontare la complessità. Certamente, certamente. E poi diciamo è una giornata in cui si vuole anche sensibilizzare, abbiamo detto, si vuole ricordare tutte quelle persone che, e sono tante purtroppo, che non ce l'hanno fatta. Abbiamo sentito qualche testimonianza anche dalla voce della dottoressa Curti, ma anche per ricordare le persone che hanno vinto sulla malattia, no? Certo, assolutamente. Sì, perché quello è poi quello che dà... No, noi quelle le ringraziamo, perché da queste persone abbiamo imparato anche molto, certo, no? Perché come dire, ogni giorno miglioriamo il nostro lavoro anche dalle persone che hanno risolto il loro problema, quindi non vogliamo essere così pessimiste. Però c'è ancora tanto da fare, quindi io non vorrei, come dire, non ci culliamo sugli allori, no? Perché certo, poi professionalmente magari arrivi a dei risultati, però non basta perché la patologia, ripeto, è una patologia multifattoriale con più problematiche e va aggredita su più fronti. Esatto, l'obiettivo deve essere, diciamo, a nostro giudizio, che siamo dei semplici operatori di settore, dare gli indicatori per intercettarla presto, ed era anche quello che poi noi abbiamo voluto fare offrendo il progetto al Comune di Cosenza, dove dai questionari abbiamo individuato quali sono le problematiche più diciamo predisponenti, che fanno precipitare di più, che slatentizzano, diciamo, questo disturbo alimentare, e che sono quasi sempre di natura diciamo sociale e relazionale, quindi il bullismo nelle scuole, una bassa autostima, conflittualità familiari, genitori separati, fragilità psichiche. Allora lì si può fare tantissimo intercettando in quel momento, altrimenti purtroppo fabbrichiamo malati, perché essendo una classe di insorgenza d'età così precoce, saranno adulti malati e con un'aspettanza di vita bassa. Assolutamente, no, è proprio questo che, insomma, queste giornate servono anche a questo, no? Dicevamo appunto a fare il punto della situazione, e siamo in conclusione. Vi volevo chiedere, poi mi rispondete una alla volta, che cosa vi auspicate, che cosa vi augurate per un futuro prossimissimo? Una cosa, dice, io vorrei verificasse, lanciamo un sassolino, certo, chissà che qualcuno io ci sono, ascolti, diciamo, un idealista, no? E quindi quando ho le mie tirocinanti anche in ospedale dico sempre: vorrei andare in pensione e lasciare, diciamo, qualcosa che sia duraturo e che possa sempre più migliorarsi. Il concetto, per quanto mi riguarda, poi parlerà la mia collega, sì, di nutrizione clinica, che sia diciamo, inteso come l'internista dedicato alla nutrizione, che si avvale poi diciamo, di altre figure professionali come il biologo formato adeguatamente, il dietista e tutte le altre figure, diciamo, professionali importanti. La formazione è esatto, fondamentale. Ma per far capire anche ai miei colleghi, medici, eccetera, che la nutrizione clinica non è dieta, non è dietoterapia, è la conoscenza approfondita del metabolismo, e che si diciamo, stratifica trasversalmente in tutte le branche della medicina, per poter dare questo sostegno terapeutico ai pazienti che, diciamo, devono affrontare un percorso di cura per altre patologie. Certo.
Dottoressa Funaro, sì, grazie sempre alle associazioni, perché in mancanza d'altro... Cosa vorrei dirle? Vorrei che ci fossero dei luoghi deputati per questo tipo di patologie. Una persona deve sapere a chi rivolgersi, dove andare e che tipo di risposta riceve. Quindi sia dal punto di vista ambulatoriale che dal punto di vista dello Sai, io cosa STEP. mi immagino? Delle belle casette dove insomma le persone che hanno bisogno, hanno necessità, possono andare lì a vivere con la presenza a turno di voi professionisti che siete fantastici e che dedicate la vostra vita a questo tipo di problematiche. Io mi immagino una cosa del genere, ma forse in Italia qualcosa del genere c'è? No, ci sono dei luoghi dove c'è un ricovero che dura anche dai 3 ai 6 mesi, non necessariamente il ricovero è un momento della cura. Quando io dicevo ci vogliono dei luoghi specifici, gli ambulatori però dedicati. Ad oggi una persona che ha un problema di disturbo alimentare si deve rivolgere in psichiatria, basta, oppure in un centro di salute mentale dove non c'è nello specifico, come dire, certo, un luogo deputato per ricevere una risposta, certo, almeno in tutta la Calabria. Certo, no? Allora noi ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ringrazio la dottoressa Chiropita Curti, ringrazio la dottoressa Angela Funaro, ringrazio voi amici che ci seguite sempre con tanto affetto e vi ricordo nella giornata appunto del 15 marzo, se possiamo, se potete, ricordatevi di mettere un fiocchetto lilla, di appuntarvelo qui sul cuore in ricordo di questa giornata importante dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Grazie, l'appuntamento come di consueto al prossimo mercoledì, buona serata.